Chi parla? Sì, buongiorno, senta, io devo venire per il Pozzo Nero. Prego? Il Pozzo Nero per la fogna. Ha capito? Il Pozzo Nero per l'altro. Pronto? Ma lei chi è, sarda? Pronto? È sarda lei? Sì. È sarda? Sì. Come Maria Antonietta? Come Maria Antonietta, sì. Mi piace Maria Antonietta, sa? Fa un bel culetto, insomma, eh? Ma lei è sarda? No, sono sarda, tu sei sordo però. No? Simpatico. Dai che scherzavo, facevo la voce un po' strana per scherzare, dai. Come stai? Ma chi sei, scusa? Io sono un estimatore di sarde e sardine. Estimatore di sarde e sardine. E sardine, sì. Di che parte della Sardegna sei tu? Di Oristano. Oristano? Bella zona Oristano, mi piace. Ma in particolare Oristano, ma dove in particolare? Dai, vuoi sapere? Dai, conosco tutti i paesini lì. Adesso non ti allargare. Sei di Paoli Latino? Sei di Paoli Latino? Sì, sono tipo Latino. Questo lo sapevo. Hai visto? Bravo. No. Ci hai azzeccato. Dai, non ci ho azzeccato, lo so benissimo, però... Tornando a noi, che cavolo sei? Guarda, io sono un estimatore di sarde. Io quando vedo una sarda non capisco più niente. Di sardi, chi sei? Vabbè, vuoi sapere come mi chiamo? Giustamente. Ci mancherebbe. Giustamente, no, scusami se non a parlare con una persona senza sapere chi è. Appunto, è vero. Posso stare lì a sprecare il mio tempo prezioso? Ti posso dire, il mio nome ti dirà perché sono estimatore di sarde, perché mi chiamo Ignazio, pur non essendo sardo per niente, so che è un nome sardo, Ignazio. Guarda, non lo sapevo nemmeno io. È molto diffuso in Sardegna, Ignazio. No, è così, perché io sono stato molto in Sardegna ed io ho conosciuto tante sarde, cioè la Sardegna, sapessi, è piena di sarde, no? Però si sono sparse anche sul continente, no? E allora io le vado cercando con lumicino, cioè mi piacciono moltissimo perché sono more, hanno quel viso, hai presente la velina sarda, no? Cavoli, sì. È belloccia, È velina. Sì, quel tipo lì, a me piace quel tipo lì. Allora, guarda, hai sbagliato a casa. Come sei tu? Sei bionda, no? Mi sa proprio di sì. Ci sono anche le sarde bionde allora, bionde finte. Però occhio scuro. Naturali, va. C'è di tutto. No, mi piace anche come parlano, come parlare, no? Dai, allora. Come si parla a Paoli Latino? Mi dici chi sei, altrimenti ci avrei da mangiarmi un bel piatto di spaghetti. Spaghetti? Sì. Quelli non sono sardi però, No, quelli sono sardi. Ah sì? Se la Sardegna si trova in Italia sono sardi anche qui. Una cosa ti volevo chiedere, che ci fai tu in Toscana essendo sarda? Te la posso dire una cosa, ma te che te ne frega? Brava, vai la risposta sarda, di quelle con la testa dura, saconca. Allora mi dici chi sei, ma altrimenti ci avrei da fare. Senti, io voglio sapere, tu hai trovato più cachineri qui o in Sardegna? Cacchinelli li ho trovati adesso con te, un cacconello. No, dai, ora darmi del finocchio, no, dai, ora. Simpaticissimo, tutto quello che... Però veramente, adesso ci avrei da mangiare. Una sola domanda. Se dici che sei, mi trattengo ben volentieri. No, sei una persona mi chiamo Ignazio e non ci conosciamo, Se mi richiami fra? Che ti posso dire, fra 2 ore, che così ho mangiato tranquillamente. Cosa potrebbe succedere fra noi? Niente, fra 2 ore così almeno c'ho tempo da perdere, posso star lì a ascoltare le tue stronzate. Sì, è vero, ma poi dopo che te l'ho detto, posso sperare almeno in un incontro e così via. Come no? Ma scherzi. E dopo l'incontro o durante l'incontro posso sperare in una... Di mandarti a cagare, certo. No, come cagare? Un rapporto sessuale. Perché ci mando subito a cagare. C'è mica bisogno di far passare 2 ore. A Marolla. Ascolta, dai, davvero, dimmi. Adesso ci avrei da fare. D'accordo. Ci sentiamo una prossima volta. Ti faccio richiamare da un sardo. Peppe il Caciaio, va bene, è uno che ha anche le pecore così, che però sta in Toscana. Così almeno te vai a Pasqua nel frattempo, ciao. Sì, bello. ciao tesoro, ci vediamo là. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.